Taglio degli alberi di nuovo sospeso in via Curtatone, a Gallarate, nell'area dove deve nascere la nuova scuola per i quartieri di Cascinetta e Caiello. A fermare le motoseghe mercoledì mattina 2 o più probabilmente 3 attivisti dei comitati ambientalisti che sono saliti di prima mattina sugli alberi. In questa condizione per i taglialegna è stato impossibile procedere e attorno al cantiere di via Curtatone sale la tensione. Di prima mattina sono state abbattute le recinzioni posate martedì per delimitare l'area e impedire gli accessi ed è bufera sulla reazione che il sindaco Andrea Cassani ha avuto nei confronti dei manifestanti che presidiano il bosco dall'inizio di questa settimana. La foto del primo cittadino che fa un gesto volgare con la mano dalla sua auto ha fatto il giro del web. Il primo cittadino resta al livello della trivialità, scatto implacabile. È la reazione venuta dalle opposizioni. Intanto lo stop ai lavori è stato formalizzato nel corso della giornata di mercoledì dal prefetto Salvatore Pasquariello, che ha messo la vicenda di via Curtatone all'ordine del giorno del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, mentre si attendono gli esiti di un'istanza di sequestro preventivo del cantiere che il Comitato Salviamo gli Alberi ha presentato mercoledì mattina in procura.